della prossima gara di oggi, la B100 a tempo. Lorenzo Iriu l'apre con Valentino. Iniziamo molto bene, il primo percorso è netto, quello di Lorenzo Iriu e Valentino in tempo di 55 secondi e 67. Amoroso, Carlotta, Ficcinno. (14, 90 e 28). Eterno di Caprera con Angela Noli. Tutto pronto per Giovanni Astara e D-Lady.
54, netto il percorso di Giovanni Assara, nuovo leader provvisorio. Sono 8 le penalità, 49 secondi e 78. Coupe de Rain, Nicola Monni. Tutto a posto? Antonio Fresi in sella Tega. Antonio Fresi con Tega chiude a 0, 49 secondi e 13, il miglior risultato fino a questo momento il suo, e quindi lui al comando, poi Giovanni Assara, Lorenzo Iriu. Questa la situazione. Maria Letizia Pau, Virtuoso Morini. Un errore, 52 secondi e 12, la chiusura di Maria Letizia Pau. Isabella Leo con Chiara Z.
Zero la chiusura, 57 secondi e 73. Allora partirà Gabriella Usai con Ego di Tallarona. Sono 8 le penalità, 67 secondi e 50. Parte Edoardo Piccini. Sono 4 le penalità, 6-0-5-5 il tempo. Birbatte Lorenzo Nurkis. Il risultato è 57-53. Lara Brunetti Milia.
0 il risultato 50 secondi e 38, il secondo miglior risultato quello di Lara Brunetti. Antonio Fresi resta al comando, 49-13. Adesso Alice Nevoso, Defi d'amore. Zero, 59 secondi e 53. Angelica Ladu Confato. Campionessa! Sono 4, 64 e 02. Teodora Gray e Nicola Brossu. E 57 sono 4 le penalità. Enzo Meloni in sella su primo.
0, 54 secondi e 98, il quarto posto nella classifica provvisoria per Enzo Meloni. Quando con Babella partirà Giulia Serra. Il percorso è netto, il tempo è di 58,24. Antonio Fadda e Sestino. Errore in 75 secondi e 20, fuori classifica Fabrizio Eraldo Giuseppe Santos. L'ultimo è Giangavino Serra, è fuori classifica.
Terminata così la B100, la vittoria è quella di Antonio Fresi, al secondo posto Lara Brunetti, Giovanni Astara terzo, la quarta posizione è quella di Enzo Meloni, Lorenzo Iriu quinto e la sesta posizione è quella di Isabella Leo.